Si conclude come sempre con la 4x400, questa 3 giorni, trionfo festival delle società, prima la maschile e poi la femminile, e raccontavamo che, e ne parliamo con Guido Alessandrini, si è rivisto ad altissimo livello Gianmarco Tamberi, Gillo, e questo è più che confortante, perché si temeva fosse in ritardo di condizione, questo e quello. In realtà lui diceva tranquilli, veniva anche attaccato da qualche parte. Siccome è giusto dirlo, in questi giorni sia il CONI che la federazione hanno vissuto momenti bruttini, questo nuovo caso di probabile ormai positività, salvo che alle controanalisi del 5 luglio compaia che, scusate ci siamo sbagliati, Alex Schwarzer, conferenza stampa del suo allenatore Sandro Donati con il suo avvocato Gerhard Brandstetter, con la sua manager la vicentina Giulia Mancini, poi si è parlato di bistecche che potrebbero essere di questo, di quello, di forse un complotto, di un consiglio che avrebbe ricevuto Sandro Donati. L'ho invitato, dillo chi è, lo dirò, la magistratura, è presentata una denuncia contro Ignotti, contro un possibile sabotaggio, quindi le provette toccate, si parla di provette anonime, ma anche no, è stato segnalato da qualche parte, insomma un rompicapo. In questa vicenda, anche personale, diciamo il bassissimo profilo della Federazione Italiana di Atletica Leggera, che ha preso anche poco la parola, in questo sembra quasi sovrastata la presenza della FIDA dal CONI, che ogni tanto dire la propria magari tempestivamente sarebbe anche giusto, ovviamente con tutto il garbo immaginabile possibile. Sì, però fare il punto della situazione giova, aiuta a fare un po' di chiarezza, proprio come dicevi tu, in un momento di grande confusione. Io noto grande confusione. Del resto, fino a che i dati non saranno resi ufficiali, pubblici, le controanalisi non arriveranno, purtroppo molti saranno costretti, noi stessi saremo costretti a rimanere appesi, purtroppo si dice, alla notizia ufficiosa. Tanto c'è gran tifo, perché le 4x400 sono praticamente a tribune piene, gli altri hanno finito e si va a vedere cosa combinino i nostri dalle tribune. Sai, al di là del ragionamento del colpo a effetto della frase diramata sui blog di Tamberi, che diceva una vergogna, come dicevi tu prima. Sì, l'aveva preso peraltro dal tuo ex giornale Tutto Sport, una dichiarazione, anzi un titolo su una dichiarazione di Jared Talent, il campione olimpico di Londra 2012 dopo squalifica del russo. Devo dire che però alla vigilia del Golden Gala proprio qui c'è la vittoria per Usman, e almeno questo lo do perché lo devo, per Bizzotto, che va a precedere come quarto frazionista le altre squadre. Perdono.